Bentrovati con Don Ettore Malnati, con un nuovo appuntamento di Fede Benché No, Perché No, e ovviamente innanzitutto un ben trovato al nostro ospite innanzitutto. Grazie a voi. Allora, stiamo vivendo evidentemente delle settimane particolari. Dopo la Pasqua, purtroppo l'annuncio della morte di Papa Francesco, il percorso che ha portato poi ai funerali, al grande abbraccio dei cristiani, e non solo di tutto il mondo, per quello che è stato questo pontefice, e poi appunto il momento dei funerali e diciamo l'addio da un punto di vista terreno, ma l'arrivederci da un punto di vista cristiano, no? della fede. È importante dire questo, ed è importante sottolineare quello che è stato, quello che ha significato il pontificato di Papa Francesco, Don Ettore. Sì, dunque il pontificato di Papa Francesco cammina su alcuni binari, in modo particolare il binario della trasparenza, poi il binario dell'apertura nei confronti del mondo. La bussola di Papa Francesco è stato il Concilio Vaticano II, e in modo particolare la Costituzione pastorale Gaudium et Spes, dove all'inizio, cioè proprio l'introduzione di questo documento, che è una delle costituzioni del Concilio, dice che le ansie, le preoccupazioni, le gioie del mondo sono le ansie e le preoccupazioni della Chiesa. Questo criterio, ecco, Bergoglio l'ha fatto suo, nella dimensione proprio di una progettualità pastorale. Ecco, potremmo dire che è stato realmente un Papa che ha cercato di capire come è importante che la Chiesa entri nella storia, non più nella dimensione, ecco, di maestra, come giustamente voleva Giovanni XXIII. Oggi la Chiesa ha bisogno di essere più sorella dell'umanità, non ovviamente abdicando a quella che è la sua identità specifica, che portare nel mondo i criteri evangelici. E i criteri evangelici, se noi guardiamo la vita stessa di Cristo Gesù, sono queste porte aperte, questo ospedale da campo, questo cercare le periferie e offrire una prospettiva, che non è soltanto una prospettiva, diciamo così, di solidarietà, ma è un recupero di un'antropologia di fronte alla quale dobbiamo abdicare all'io nicciano, il superego, per fare nostro il noi di una fratellanza che non è una fratellanza di imposizione, ma di accompagnamento. Ecco, Papa Francesco ha offerto alla Chiesa un discorso di un cammino. Ecco, anche siamo ancora nel discorso del sinodo, camminare insieme, ascoltarsi, offrire però dei percorsi, sì in una dimensione di fedeltà alla verità, ma nella dimensione attenta di quella fragilità dell'uomo, di cui parlava Pascal. Dio ci ama così come siamo, quindi la nostra fragilità fa parte di un progetto che è il progetto di Dio. E quindi ecco che la Chiesa da sorella entra nella realtà del mondo non con la gamba tesa, ma proprio accompagnando l'umanità, ma soprattutto ascoltando, e quindi diventando poi ovviamente quella realtà cara a Papa Francesco di non una clinica specializzata, ma un ospedale da campo, il primo intervento. Una bella metafora questa per spiegare il significato del suo papato. Ora ci avviamo verso il conclave, quindi l'elezione del nuovo pontefice. In questi giorni mi domandavo insomma come bisogna approcciarsi a questo momento, perché per esempio noi da giornalisti, brutta parola, sembra un po' il calciomercato quando si parla dei futuri papi, no? In realtà ieri sentivo la messa su Tele4 in Cattedrale di San Giusto, officiata da Don Oculi, che diceva: per il cristiano questo momento deve essere un'esperienza di fede, l'approccio al nuovo pontefice, dal funerale fino a quando arriverà la famosa fumata bianca. Beh, dunque, che debba essere, diciamo, un atteggiamento di fede, siamo perfettamente d'accordo,
ma per i padri cardinali è un impegno serio, nell'ascolto certamente di quella che è la voce della fede, quindi quello che si dice la dimensione dello spirito, ma è anche vedere quali sono le problematiche da affrontare, ecco qual è diciamo, il progetto che ha lasciato Papa Francesco, se questo progetto è ancora importante e ancora necessario e qual è l'identikit che può essere colto per l'elezione di colui che non è successore di Francesco, è successore di Pietro. Certo. E quindi certo viene dopo Francesco, ma è successore di Pietro. È una realtà di una, a mio avviso, valutazione diciamo di grande attenzione, cioè un discernimento, vedere quello che il mondo si attende dal Vangelo. Certo. Ecco, qual è la realtà che che la Chiesa può offrire in una realtà, come direbbe Giovanni XXIII, di aggiornamento, di riforma, iniziata da Papa, cioè continuata da Papa Francesco, iniziata già nel Concilio Vaticano II e poi con la problematica del post-concilio, con qualche cosa che ovviamente ha bloccato diverse realtà profetiche, e quindi trovare ecco, quelle che sono le motivazioni per poter essere nella storia sorella dell'umanità, ma anche maestra nel senso di indicazione della rotta. E quindi è molto importante, sono molto importanti diciamo, i pregressi del conclave, perché qui i padri cardinali individuano quello che sono le problematiche e le cose da completare, se si ritiene opportuno ciò, oppure se i padri cardinali ecco, indicano una nuova pista per essere diciamo, sale della terra e luce del mondo. Quindi si tratta di trovare l'identikit e in base all'identikit poi ci sono le votazioni. Certo, lei parlava giustamente delle priorità a livello mondiale della Chiesa, c'è senza dubbio una priorità che indicò anche Papa Francesco, non a Trieste ma a Re di Puglia, dopo un anno dalla sua elezione, quando disse stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi, no? Sembra una frase di un'attualità spaventosa, visto quello che stiamo vivendo. Purtroppo è stato profeta in ciò. Io dunque, di fronte al colloquio tra Trump e il presidente dell'Ucraina, in quel luogo lì, io conosco la Basilica di San Pietro, dove è avvenuto? È avvenuto dietro la porta di Manzù, è la cosiddetta porta della morte, dove ci sono nella parte, diciamo così, esterna, le realtà di Caino e Abele, le varie morti, poi. Però la parte interna, che cosa c'è? Una specie di bassorilievo di Papa Giovanni al Concilio. E dunque lì è avvenuto con poi il richiamo alla Pacem in Terris di Papa Giovanni. È stato certamente un luogo preso in quel momento, credo, in una realtà fortuita, ma io più che alla fortuna credo alla provvidenza. Certo. E credo che anche questi gesti qui, dietro la porta della Pacem in Terris, di un Papa che ha bloccato la dimensione di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti, se ricordate, proprio per la sua umanità, ma anche per la sua competenza diplomatica, e che questo colloquio sia avvenuto lì, per me è significativo, cioè che c'è una volontà veramente e concreta, ma anche, diciamo, pilotata, a mio avviso, anche dagli esempi dall'alto, come quello di Giovanni XXIII, ma anche di Paolo VI e dello stesso Papa Francesco, il suo continuo appello alla pace, e lì proprio dietro la porta di Manzù, dove c'è il Papa della Pacem in Terris, c'è una dimensione forte dello spirito, perché si vada verso la dimensione di una distensione attraverso non le armi e la violenza, ma attraverso il dialogo e attraverso i negoziati. Grazie Don Ettore, è tutto per questo appuntamento con Fede Perché No.